Ve l'avevo promesso e finalmente è arrivato. Ehi là gente, io sono Crazy Ma per gli amici, sono Salvatore. Finalmente oggi siamo arrivati nella challenge 24 ore fuori casa. Chi mi sta suonando al campanello? Ma mi spiegate? Ma chi sono ragazzi? Sono dei ragazzi. Che cosa? Ok ragazzi, finalmente abbiamo scoperto la casa di Crazy Mad. Finalmente siamo a casa di Crazy Mad e ci abbiamo portato una sorpresa. Ok, andiamo. Ok ragazzi, abbiamo 100 pizze. Ora insieme la mettiamo qua. Ora andremo a suonare. Scappiamo. Stanno continuando a suonarmi, ma non capisco chi sono, ragazzi. Ora apriamo la porta e vediamo chi sono questi ragazzi. Scusate, perché c'è una pizza qui per terra? No, io non intendo toccare questa pizza. Penso sia qualche scherzo di qualcuno. Sapete che vi dico? Me ne ritorno lassù e tra poco facciamo la challenge, perché mi sono rotto di questi scherzi. Bianchina, tu vuoi venire con me che mi intralci il passaggio? Grazie, Oh cavolo, ho dimenticato la porta aperta. Ok, perfetto, meglio così. Ritornando a noi. La pizza non è bastata, ce ne mettiamo le altre due. Appena scopri ci sono 100 pizze, camaro. Non so che cosa è successo, mi hanno fatto uno scherzo, c'era una pizza, non chiedetemi il perché. Oggi faremo una challenge veramente assurda. Proverò a dormire 24 ore fuori casa. Ma stanno scappando! Ho visto della gente scappare! No, questa volta mi sono rotto. Andiamo. Ok, no, questa volta li vado a scoprire. Vediamo se sono dietro la porta. Finalmente scoprirò i colpevoli. No, aspetta. Sbaglio, qui c'era una sola pizza. Perché si sono triplicate, raga? Ok, mi sto sempre di più spaventando. A parte che io non vivo più qui. Quindi come fanno a sapere che solo per oggi ero qui? Io non vivo più in questa casa. Ragazzi, mi sto impazzendo. Sapete che vi dico? Non ne voglio sapere niente di questa storia. Ritorniamo a fare il video, ok? Ritorniamo a fare il video. Non ne posso più oggi. Per fortuna se ne sono andati, sono scappati. Ok, ritornando a noi, in cosa consisterà questa... Ancora, ma... non c'è nessuno! Non si vede nessuno! Ma cosa sta facendo? C'è qualcuno! Oh, sta portando le pizze! No, sta portando le... Cosa sta facendo? No, questa volta lo prendo. Non so chi siano, sono due, ma questa volta li prenderò, ragazzi. Mi ho scoperto. Ma quante pizze ci sono qui, ragazzi? No, ok, o penso male io, o sono pazzo, oppure queste pizze si stanno quadruplicando, mannaggia. No, ok, io penso sia qualche scherzo di qualcuno. Ora li scopro. Ecco, oh, venite qua. Stanno scappando. No, ragazzi, sono scappati dietro l'angolo. Mannaggia me. Niente, sono scappati di nuovo. Stanno cercando di trollare Crazy Mad. Ragazzi, ho un piano. Infatti adesso andrò dal mio balcone, così vedrò chi sono e soprattutto cosa stanno facendo con queste pizze. Devo fare piano, non devono accorgersene. Ok, apriamo la porta. Usciamo da qui. Eccoli, li vedete? Stanno scappando da là. Ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto una C e una M di pizze? Ragazzi, quella è la scritta Crazy Mad. Ok, devo scendere per forza a vedere. Ok, ditemi che sto sognando, ragazzi. Questa alle mie spalle è una C e una M di Crazy Mad. Ma che sta succedendo? Io non ne sto capendo più nulla. Quanto me ne torno a casa perché veramente qua c'è da impazzire. E non voglio neanche aprire queste pizze. È uno scherzo. A proposito, loro sono andati via di là. Ok, forse è meglio non andarci così lontano. Rientriamo in casa che già sto avendo paura. Ragazzi, ancora stanno urlando, raga. Ancora stanno urlando ancora. Ma chi sono questi qua? Vediamo. Oh, ragazzi, fermatevi. No, non ci posso credere. Ma che cosa hanno combinato? Ragazzi, sbaglio, leggete anche voi quello che leggo io. C'è scritto 600k. Ma questi allora non sono 600k, ma sono 600 milioni. 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 6
Sono dei fan che vogliono farmi dei regali. Poi perché tutte queste pizze? 600k. Poi perché stanno scappando, dato che sono dei fan? Voglio ringraziarli per il supporto. Oh mio Dio, ma che stanno combinando? Là c'è la scritta CM, qua c'è la scritta 600k. Io non ne sto capendo veramente più niente, raga. Non ne sto capendo veramente più niente. Rientro in casa, non riesco a prenderli. Ho provato di tutto, sono imprendibili questi ragazzini. Io penso che le cose più assurde capitano solo a me. Ragazzi, non so cosa stia succedendo e perché. Eccoli qua. No, ok, gli rispondo. Questa volta gli rispondo. Ciao. Ma ragazzi, grazie mille! Ma c'era bisogno di portarmi così tante pizze? Siete dei grandi! Raga, state qui, sto scendendo! Aspettatemi! Finalmente scoprirò chi sono! Finalmente! Chi siete? Ragazzi! Ma quanto ci avete messo a farvi scoprire? E poi che significa tutto ciò? Abbiamo portato 100 pizze. Ma cosa? 100 pizze? Ma perché mi avete portato 100 pizze? Io non le mangio 100 pizze! È il regalo per i 600.000 iscritti. Mamma mia ragazzi, ma 100 pizze così? Ma siete impazziti, dico io! E poi, che significa il regalo dei 600k? Non esiste il regalo dei 600k! Almeno a 1 milione, ma ok, non ci arriverò mai a 1 milione, però... Vabbè. No, Crazy, ci arriverai a 1 milione. Ci arriverò, ragazzi. Ok. Direi che adesso è arrivato il momento di mangiarci queste pizze. Vai, Crazy, mangia pure. Ma sicuro? Ragazzi, fidatevi che io riesco a mangiarmele tutte. La pizza è il mio cibo preferito. Però dato che dite così mi accomodo e me le mangio. Siamo pronti a mangiarci tutte le pizze. Vado con aprire la prima. Aspettate che qua non si apre, perbacco. Apriti, allora, ok. Ok, sicuramente non me l'ha messa qui il pizzaiolo. Va bene, apro l'altra. Oh, si apre. Ok. Ragazzi, ci sono molti scatoli difettati a quello che vedo. Va bene, prendiamone un'altra. Questa qui è la pizza che fa per me. Sapete dirmi qualcosa, ragazzi? Io non c'entro niente. Questo è stato il pizzaiolo. Ok, va bene, sono il più sfortunato al mondo. Sono sicuro che qui ci sarà la mia pizza. Oh, dai, apriti. Ma cosa sto facendo? Voilà! Allora, sono scemo io che non trovo nessuna pizza? Oppure qui c'è l'aria di troll, ragazzi? No, Crazy, stai sicuro che è stato il pizzaiolo? Io non c'entro. Tu che mi sai dire? No, niente. Come niente, ragazzi? Va bene. Pensiamo positivo, ragazzi. Sicuramente avrò così tanta sfortuna. Ci saranno le pizze qui in mezzo che vanno. Questa qui non andava bene. Sicuramente qua ci sarà la pizza margherita. Ragazzi, tu che mi sai dire? Dato che il tuo amico non è... vigilate, certo. Dov'è il mio regalo dei 600k? Ok, stiamo calmi. Qua non ce n'è, là non ce n'è, qui c'è la pizza. Allora mi sapete spiegare, ragazzi, del perché qua non c'è nessuna pizza? È uno scherzo! Ma come uno scherzo? Mannaggia, voi venite qua! Ma come uno scherzo? Stanno scappando! Ma sono veloci come... Mamma mia, mi sono pure bagnato tutte le scarpe! Ragazzi, ma vi rendete conto? Questi fan hanno preso proprio dal matto. Si vede che li sto proprio istruendo bene. Vogliono diventare dei piccoli king degli scherzi. Va bene, ma un buon scherzaiolo accetta gli scherzi. E ragazzi, mi sa che nei commenti adesso dovete scrivere #crazytrollato. Sono stati fantastici. Hanno fatto la scritta 600.000 e la CLM di Crazy Mad. Ragazzi, non so chi voi siate, ma in questo video vi ringrazio tantissimo. Auguri per i 600.000 iscritti. A noi della Mad Family.